Mancano pochi giorni all'avvio del nuovo anno scolastico. Qual è la situazione attuale dell'Ipia Fermi? Stiamo cercando di trovare il bandolo della matassa relativamente a questa vicenda che diventa sempre più preoccupante. Poco fa ho avuto un appuntamento col sindaco Zambuto, adesso sono qua per parlare col commissario. Vorremmo che i ragazzi dell'Ipia avessero almeno un'aula per poter iniziare di mattina in attesa che ci diano e ci consegnino il CAP. Ci sono delle difficoltà, ma riesco poco a percepire per quale motivo non si voglia addivenire a una degna conclusione partendo dalla riorganizzazione della rete scolastica. È stata chiusa l'Ipia, è stato chiuso l'istituto da 1000 alunni, ancora a tutt'oggi pensano di risolvere il problema dandoci un'aula da una parte e uno sgabuzzino dall'altra parte. Sono soluzioni che non sono per niente congeniali, mi verrebbe in mente di apostrofarle in qualche maniera perché questo non è il modo di trovare la soluzione all'Ipia Fermi. Voi in che maniera pensate di prospettare il problema e quindi trovare un'adeguata soluzione? Noi pensiamo che il problema si possa risolvere con la proposta iniziale, che era quella di riorganizzare la rete scolastica, che è una cosa semplicissima che abbiamo anche inserito in un documento. Tutto questo potrebbe alleviare i guai dell'Ipia Fermi senza andare a trovare soluzioni estemporanee. Ditemi voi come farò ad organizzarmi avendo 8 istituti, in ogni istituto 3 o 4 aule, come si fa a organizzare una scuola del genere? Se poi un'aula è uno sgabuzzino è chiaro che stiamo facendo ridere, secondo me, né tantomeno posso né io né i miei professori assumersi la responsabilità di situazioni nelle quali, per esempio, dentro un'aula di 3x4 ci stanno 2 pilastri. Quella non è un'aula, è uno sgabuzzino dove ci stanno i secchi e i moci. Quindi attendiamo nuove disposizioni e novità dopo questo incontro. Spero che di qui al giorno 16 si trovi una soluzione, ma la soluzione, se qualcuno non se la inventa, nel senso se qualcuno non si appropria della potestà di poter agire per risolvere il problema di 800 alunni, stiamo trovando solo dei pannicelli caldi.